Dicevo, praticamente tutti i giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. E i ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. In tante e in tanti, questa mattina, alla chiesa del Buon Pastore di Sottomarina, hanno dato l'ultimo saluto al professor William Gavagna, 69 anni, vinto giovedì scorso dal coronavirus. Accanto alla moglie Anna e alle figlie Silvia e Laura, un'intera comunità solidale si è unita in memoria delle grandi qualità della persona scomparsa. Docente di lettere alla scuola media Pellico, da qualche tempo in pensione, Gavagna era attivo nel Comitato Forte San Felice, nell'Associazione Bersaglieri, nell'AMPI, nel Comitato No GPL, nel gruppo di Chioggia Accoglie e prestava le proprie capacità professionali alla scuola Penny Weirton, dove insegnava la lingua italiana agli stranieri. Alla presenza dell'amministrazione comunale, con il vice sindaco Marco Veronese, la cerimonia presieduta dal parroco Don Antonio Chiereghin è stata officiata assieme a Don Marino Callegari, ora al santuario della Navicella, e per anni anima della Caritas diocesana. Vicini all'altare i labari dell'Associazione Bersaglieri dell'Ampi, sulla bara il fazzoletto e il cappello da bersagliere volontario. Dopo l'accorata e franca omelia, che ha riguardato anche gli aspetti privati e spirituali dello scomparso, è stato Erminio Boscolo Bibi del Comitato Forte San Felice a tratteggiare la sua figura pubblica davanti all'uditorio, che vedeva presenti molti di coloro che lo hanno affiancato anche nelle attività politiche. In memoria di William Gavagna è stata attivata una raccolta di fondi destinata alle iniziative benefiche che l'Oratorio Salesiano Don Bosco di Chioggia sta operando nei Balcani dopo il terremoto. Al termine della cerimonia, la salma ha proseguito il proprio viaggio verso il Ferrarese, terra di origine del professore, dove sarà tumulata nel cimitero di Mirabello. Momenti di tensione ieri dopo le ore 19 in via San Marco a Sottomarina, non distante dalla chiesa di San Martino. Un chioggiotto di circa 30 anni, in preda ai fumi dell'alcol, è penetrato in un garage senza, a quanto pare, rubare alcunché. Scoperto dal proprietario, l'uomo ha cercato di scappare, ma ne è nata una colluttazione, in quanto il titolare del garage violato intendeva assicurare l'ubriaco alle forze dell'ordine. Le volanti della Polizia di Stato hanno quindi operato un posto di blocco per frenare la fuga tra le calli, che stava per gettare scompiglio anche tra i clienti dei vicini esercizi commerciali. Una volta fermato, il trentenne è stato arrestato e dopo una notte nelle camere di sicurezza del commissariato è stato processato per direttissima questa mattina a Venezia. Fa discutere l'assegnazione alla società Gisa di Sottomarina del centro congressi Cursal in lungomare Adriatico, avvenuta ieri durante l'asta nelle sale della città metropolitana a Venezia. Il vice sindaco e assessore al patrimonio Marco Veronese parla tuttavia di aggiudicazione provvisoria con riferimento all'offerta accettata di poco superiore al 1.600.000 euro.
L'assessore veronese alle telecamere di Chioggia Azzurra spiega che quando il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno che impegnava l'ente a manifestare il proprio interesse all'acquisto del bene lo scorso 25 gennaio, la gara era già in corso ed era troppo tardi per formulare un'offerta, che peraltro il Comune non poteva compiere fino all'approvazione del bilancio. Nel rispondere alle associazioni di categoria, Veronese nota come il Comune, al pari di altri enti pubblici in Italia, ha problemi di spesa corrente. L'avanzo messo a disposizione dalla legge speciale è invece vincolato agli investimenti non utilizzabili per la gestione del patrimonio comunale e il centro congressi, oltre al restauro, ha anche bisogno di una gestione le cui spese si aggirano attorno a somme cospicue, circa 100.000 euro l'anno. Quanto all'immediato futuro, il Comune, secondo il vice sindaco, intende aprire un tavolo di confronto con la società Gisa e le associazioni, allo scopo di dare finalità turistica al Cursal. Ognuno facendo la propria parte e secondo il proprio ruolo, conclude Marco Veronese, per togliere la struttura dal degrado. L'interesse pubblico è vocato all'utilizzo da parte dei cittadini e può compenetrarsi con quello privato. Proseguono gli interventi di ripristino del ponteggio posto al di sotto dell'impalcato stradale del ponte translagunare sul canale Trezze, che unisce Chioggia a Valli e alla terraferma lungo la strada 309 Romea. Fino a domani 10 febbraio, nella fascia oraria dalle ore 8 alle 17, è istituito il senso unico alternato mediante semaforo o movieri dell'ANAS. Da giovedì 11 fino a giovedì 18 febbraio, sempre nella fascia oraria dalle 8 alle 17, sarà istituito il restringimento della carreggiata dal chilometro 90 150 al chilometro 90 400 in direzione Chioggia e Ravenna. La limitazione non sarà attiva nei giorni festivi. Domani, mercoledì 10 febbraio, ricorre il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per commemorare le vittime della pulizia etnica post-bellica in Istria e Dalmazia, con il conseguente esodo della popolazione di origine italiana. A Chioggia, il sindaco Ferro annuncia la deposizione di una corona d'alloro alla lapide che ricorda i martiri all'isola dell'Unione, mentre una delegazione di Fratelli d'Italia e del Comitato 10 febbraio, alle ore 11, sarà in loco manifestando in maniera statica e numero contingentato, con mascherina e mantenendo la distanza tra le persone. Sempre il partito della destra ha presentato con il proprio consigliere comunale Gianluca Naccari nel gruppo misto una mozione per chiedere all'ente di sospendere ogni contributo a favore di associazioni che dovessero negare o ridurre la portata dei tragici eventi in questione. Mentre gli alberghi più noti e lussuosi di Venezia continuano a cambiare proprietà tra i grandi gruppi, ultimo solo in termini di tempo il Luna Baglioni a San Marco, in città procedono a ritmo serrato i lavori per le molte aperture ricettive che saranno scaglionate durante i prossimi mesi. Un piano e una visione, con progetti pronti e altri da realizzare,
che la pandemia non ha intaccato e che ipoteca la direzione dello sviluppo di Venezia ancora per lunghi anni in funzione prettamente turistica. Sono da poco emerse dalle impalcature le facciate della Ca' di Dio, con le sue 66 camere già prenotabili dal 16 maggio, l'ex oratorio sansoviniano del Cinquecento, affacciato sul bacino di San Marco, passa così dall'essere stato una casa di riposo ad albergo di lusso con 2 ristoranti, spa, altana e 2 cortili interni. L'IRE, ora IPAV, ha offerto l'immobile in locazione per 27 anni, affitto annuale di 1.350.000 euro, con l'intenzione di creare per compensazione 120 alloggi in social housing nel complesso Ospedaletto. Ora l'hotel gestito dal P-Tour sta per aprire, ma degli alloggi sociali non si sa niente. Nel frattempo proseguono a ritmo di record i lavori per il nuovo complesso alberghiero Rosewood Venice, a gestione cinese, che aprirà nel 2023 all'interno di Palazzo Donaggio Vannelli a Canareggio. Altre 50 camere, di lusso Sava Sandir, e altri 2 ristoranti. Svelate da poco anche le facciate di Cadamosto, il più antico palazzo sul Canal Grande, che con l'antiguo Palazzo Dolfin diventerà anch'esso un hotel, il 30° affacciato sul Canalasso. Altre incognite, almeno sulla carta, riguardano i possibili o probabili prossimi cambi di destinazione d'uso che il Comune potrebbe approvare dopo quelli già andati in porto contestualmente alla vendita dei palazzi pubblici Papadopoli a Piazzale Roma e Donà a Santa Maria Formosa, ma non ancora operativi come alberghi. Sono infatti diverse le associazioni veneziane a chiedere all'amministrazione comunale chiarezza sul futuro dell'area ex gasometri a San Francesco della Vigna, dove i lavori di bonifica dell'area acquisita da MKT sarebbero già al 65%. Proprio in questi giorni, attraverso un accesso agli atti, è emersa l'ipotesi di un nuovo accordo pubblico-privato che, se approvato, prevederà il cambio d'uso per circa il 95% della volumetria totale e quindi un nuovo grande albergo. Ancora più incerto è il futuro dell'area ex orto botanico, dove la riconversione alberghiera sembra in pausa, ma continua a venire pubblicizzata da Canopy Hotel di Hilton. Senza contare gli interventi in atto a Murano per The Langham Venice, 138 camere, l'ex Casino Mocenigo, e all'ex Fornace De Maio, che sta per diventare NH Collection Murano Villa.